Lucia Palermo vuole intervenire, è intervenuta con un suo comunicato stampa in merito alla marcia che si organizzerà oggi ad Agrigento. Una marcia importantissima, una marcia che vede la gente ribellarsi ad uno stato di cose fatiscente, come fatiscente è questa struttura che rischia di crollare e di trascinare con sé ben 25 attività commerciali e 28 famiglie. Parliamo di numeri importanti, soprattutto se moltiplichiamo quei numeri che sono all'interno di ogni unità citata. La cosa strana e la cosa assurda è che questo problema sussiste, desiste e persiste da 6 anni e mezzo. Ho visto diversi comunicati di adesione e a quelli non si può che essere contenti. Il problema è che ad aderire sono tutti quei politici o esponenti politici che hanno avuto un ruolo rilevante in questi lunghi 6 anni e mezzo. Parliamo di una classe politica presente sul nostro territorio da 20 anni a questa parte e che, sotto gli occhi di tutti, non ha lasciato nulla di positivo alla nostra terra. Fatte le dovute eccezioni, perché è sempre bene sottolineare che in questo come dire, mare di isolamento in cui versa la nostra Agrigento, qualche piccolo esempio che si può distinguere c'è, ma i fatti sono quelli. Noi abbiamo una città che crolla, abbiamo la nostra identità che è fatta dalla cattedrale che sta cadendo, trascinando con sé, ripetendo purtroppo vecchi ricordi che sono quelli della frana di Agrigento eccetera eccetera, e speriamo che non accada. Abbiamo bisogno di fatti, quindi oltre alle passerelle speriamo che non sia una passerella visto l'appuntamento prossimo regionale, politica, speriamo veramente che questa volta ci mettano la faccia e i fatti concreti.